Sono bastate 2 vittorie consecutive per riguadagnare un piazzamento Final 8, un piazzamento playoff alla kickoff, ma questa non è una classifica da kickoff, lo sa bene Riccardo Russo e sa che la sua squadra deve dare anche più continuità oggi nella sfida contro la temibilissima Virtus Ragusa. 3 vittorie, un pareggio, 4 sconfitte per le siciliane. Un cordiale saluto dalla Pala 7 Infinity di Gorgonzola, da Peppe Di Giovanni. C'è anche Sandra Burkan, ex giocatrice della Tienese. Insomma, la kickoff ha un esame importante da non fallire in questa terza di 4 partite che potevano sembrare favorevoli dal punto di vista del calendario. Passo sempre in 2 tempi Nagy, lungo a cercare la percussione di Pegue, aggancio di Kashmir, di Pegue, qualità, dentro per Ana Alves, che aggancio di Pegue, che assist per Ana Alves, 1-0 Ragusa. Qualità eccelsa di Pegueroles, che trova la puntata di Ana Alves. Vanin spezza il primo blocco di Ana Alves e Jana Tunde Nagy in uscita. Si ferma, ricomincia da capo, sempre saggiamente. Cerca Pernazza, break di Vanin che si autolancia. C'è sempre la firma di Deborah Vanin, nono gol in campionato per la 10, 1-1. Fantastico break di Deborah Vanin. Vanin a battere l'angolo. Fuori per Pomposelli, prende il destro! Ma che cosa si era inventata Pomposelli? Straordinaria conclusione. Taina, tocca fuori, destro, ribattuto. E poi Vanin! Una giocata da fuori classe pazzesca, il gol numero 10 della numero 10 con una prodezza da 10 lode, 2-1 kickoff, fantastico gol di Vanin dalla difesa. Incontro Pomposelli, Bezzioli per Vanin, Vanin è salita Pomposelli, che palla di Vanin, Pomposelli tocca e mette sul fondo. Ragusa è pronta a ricominciare le operazioni del secondo tempo, attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri tablet, dei vostri smartphone, dei vostri iPhone, la formazione siciliana. Ana Alves chiama movimenti e la vuole trattenere. Taina, Ana Alves, gran break, Ana Alves, pettina Ana Alves, super gol di Ana Alves, 2-2, doppietta di Vanin, ma doppietta anche di Ana Alves che attrae tutti attorno a sé e poi di potenza, passa in mezzo a 3, 2-2. Senza fallo, si gioca. Vanin può puntare, rientra, destro! Sotto le gambe di Nagy che sbaglia, ma è ancora merito suo. Partita pazzesca di Vanin, 3-2, vantaggio ancora kickoff. Vanin e Jana Bezzioli in barriera e Jana si stacca, secondo me Taina calcia, Vanin si stacca pure e viene messa sul palo da Irene Franco. A dar fastidio c'è Pegue, può calciare Taina su Vanin. Apre tutto su Valeria, adesso ancora Vanin che ovviamente non esce più. Vanin prende la corsia, prende anche il destro! Poker di Vanin, 12 in campionato, ma da che pianeta vieni? 4-2. Dice che la squadra siciliana dovrebbe più comandare il gioco, con la qualità che ha, la qualità ce l'ha anche Pomposelli che prende un palo interno incredibile, abbatte il palo interno. Arianna Pomposelli. Pomposelli dentro e Jana. Esce bene Sirna che ha avuto un buon impatto sulla partita. Fallo nettissimo di Plevano, lo avevamo detto, arriverà il giallo, giallo a Jana senza senso. Occhio a Taina, spazio, Taina chiusa, arriva il gol. Arriva il gol della Virtus Ragusa con una carambola impazzita, io credo sia stata Pegue a toccare per ultimo. Ci ha provato Jana a tenerla sulla linea, Pegue segna il 4-3 e manca un'eternità alla fine. Valeria sceglie Vanin, Vanin dentro c'è Jana, la cerca! Dopo 4 gol arriva anche un meraviglioso assist, Deborah Vanin su Jessica Jana, 5-3.
Poi Ejana, cross al centro, resta lì Valeria! Dopo che il cross di Ejana aveva battuto un'avversaria, cross che ha colpito piena Pegue di Ejana e regala il pallone a Vanin che trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Vanin insiste, Vanin in zona tiro, Vanin! Pocherissimo di Deborah Vanin, un extraterrestre a Gorgonzola. 7-3, standing ovation del Pala 7 Infinity per una fenomenale campionessa. Qualità a go-go, 7-3. 7-3 per la kick-off, rimessa per Chiara Pernazza che cerca Taina, mani sui fianchi, scorre il tempo, finisce il tempo, kick-off 7, Ragusa 3, finisce alla Pala 7 Infinity di Gorgonzola, una partita molto complicata per la kick-off, almeno fino al 4-3. Deborah, 5 gol in telecronaca, ho detto sul secondo gol da 10 ellone, a un certo punto ho detto partita da 15 su 10, che voto ti dai? No, penso che è un voto buono, però è sempre quella cosa che sempre dobbiamo lavorare. Abbiamo fatto una settimana molto buona di lavoro, io particolarmente ho fatto una settimana buona e quindi è tutto il risultato del lavoro. Andiamo sui dettagli, sono anni che segni, fai segnare, difendi, attacchi. Vado sull'assist del quinto gol, lasciando stare tutte le magie che hai fatto oggi. Trovare la lucidità dopo una partita del genere, gli stimoli per dare quella palla a Ejana? Quello che lo sport ti proporziona è molto difficile quando la stanchezza batte, no? E quindi lì si lavora molto psicologicamente e questo ha fatto tanto in questi due ultimi anni che sono qua. Quindi non è che lavoro solo dentro quadra, io faccio il mio lavoro anche mentalmente. Andiamo sul gol che secondo me farà il giro del mondo. Qualcuno in diretta ce l'ha paragonato con quello che ha fatto Nona lo scorso anno. È molto diverso. È il gol più bello della tua carriera o c'è qualcuno che metti al primo posto al posto di questo? Io aspetto sempre che il prossimo sia il mio più bello, però questo è uno che provavo. Tu che sempre guardavo le partite e penso che tutti i miei avversari sapranno che io provo a fare questo gol. E oggi è riuscito un po' diverso con la mia sinistra e una palla di prima, quindi è stato molto bello per me. Grazie. Grazie a te. Nella tua tabella questa era la terza di 4 partite che si dovevano vincere, forse però era la più complicata di questo quartetto. Sì, perché alla fine è una squadra messa bene in campo, ma più che altro analizzando poi la settimana è andata molto bene, solo che la classifica e il dover vincere e dover far punti a tutti i costi ti complica un po' a livello mentale, ti viene frenesia, ti viene infatti l'unico appunto che una volta che siamo andati sopra di 2 un po' più di calma, che così non ci complichiamo la vita, perché poi sono arrivati 4-3, quindi la partita è un attimo, no? Senti, so che te l'aspetti che giochi così perché hai ricostruito una squadra su di lei, ma hai un aggettivo per definire Vanin dopo la partita di oggi e dopo quello che ha fatto in questi ormai 3 anni con te? No, io uso un aggettivo, però non te lo dico perché magari poi qualcuno pensa che sia offensivo, invece no, è una giocatrice che siamo contenti di averla scoperta in parte e di avergli, se possiamo, aver dato qualcosa in più a livello di bagaglio tattico. A mio avviso è la giocatrice più completa al mondo, senza alcun dubbio né riserva. Se dovessi scegliere una giocatrice al mondo da tenere nella mia squadra, sceglierei Deborah, è completissima, si è completata e sta facendo anche un grosso applauso perché è entrata nel ruolo di capitano in maniera eccellente, si sacrifica, dà esempio. Un clone, ce ne vorrebbe, è un clone, diciamo che ci vorrebbe una clonazione. Via. Ti faccio l'ultima, questa squadra dà anche l'impressione di avere enormi margini di miglioramento, adesso la classifica l'avete aggiustata, l'obiettivo qual è? Arrivare a marzo e andare a 1000? No, ma la squadra, adesso abbiamo parlato di Deborah, ma obiettivamente queste ragazze stanno lavorando benissimo, noi alla fine anche con l'aiuto di Manolo, anche se da casa, comunque ormai sono 4-5 anni che lavoriamo in questa maniera e penso che queste ragazze le nostre idee non le hanno mai condivise in nessun'altra squadra, quindi c'è da fare veramente un plauso a tutte perché si stanno sforzando e stanno incominciando a giocare come
come ci prepariamo, quindi diciamo di sì, l'obiettivo è quello, pensare che non ci siamo, ma alla fine poi... Fai credere che non ci siete, però poi arrivate. È tutto un trucco. Grazie mille. Prego, ciao.